Ambra Zambuto, Paola Longe, Giovanni Cuffaro, Claudia Giglione e Chiara Dinolfo sono gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane e Politi di Agrigento, protagonisti stamane della cerimonia di premiazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2012-2013. Ho deciso di essere premiata da 2 professori di matematica, visto che è proprio la scelta che ho preso per l'università. Cosa si prova a ricevere un premio di questo tipo? È sicuramente un'emozione indescrivibile, soprattutto se a darti il premio sono poi i professori che ti hanno permesso di raggiungere l'obiettivo sperato, il CEI. Quanto è servito questo percorso? Per l'università? Beh, tantissimo, direi che ci hanno preparato al meglio per affrontare un percorso che è sicuramente ben più arduo di quello del liceo. Un momento di grande commozione che si inquadra nell'ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario della fondazione del liceo, che è seguito alla tradizionale messa natalizia che ha premiato l'impegno raggiunto dai giovani talenti non solo da un punto di vista didattico-curricolare, ma formativo e personale. E gli alunni che ben guidati dai docenti hanno ottenuto questi tipi di risultati nel corso del quinquennio. Perché oggi meglio di ieri si va sul merito e proprio sulle eccellenze, perché il periodo della raccomandazione sì, ma penso che sia ormai terminata e quindi per sostituire noi la nuova classe dirigente bisogna essere meritevoli, bisogna essere veramente eccellenti. Preside, un messaggio da lanciare ai ragazzi che al momento frequentano ancora il liceo? Un messaggio di impegnarsi a studiare. La giornata si è poi conclusa con il conferimento delle pergamene agli studenti diplomati lo scorso anno scolastico.